Mi tolgo la maschera perché sennò sembro Dumbo con questa maschera che ha i lacci corti. Questa sera abbiamo con noi Rosella Tinellato, che più volte è venuta a proiettarci dei viaggi anche con la precedente organizzazione. Lei è una socia di Inquadra, tra l'altro, appassionatissima di montagna, quindi non ho dubbi che stasera la montagna, la catena dell'Atlante avrà uno spazio privilegiato sicuramente. Io in realtà non ho molto da dirvi, vi ricordo solo che ci sarà un'altra serata fra una quindicina di giorni di un fotografo mi sposto di qua, conosciuto e specialista dei Magredi, che molti di voi sapranno che è in provincia di Pordenone, molto bravo. Comunque Mario ne parlerò alla fine. Direi che possiamo cominciare subito. Lascio la parola a te, tu sei già microfonata, quindi sei a posto. Ok, possiamo andare, mi sentite? Buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione sul Marocco. Il titolo è Tra i berberi dell'Atlante. Vi dico subito che si tratta di due viaggi. Ho messo insieme due viaggi che si svolgono, entrambi hanno in comune lo svolgersi nel mondo dei berberi dell'Atlante. Allora, il primo è un viaggio del 2016, il secondo del 2019. Il primo è un viaggio normale, il secondo è un viaggio trekking. Il Marocco è un paese che ha mantenuto un fascino straordinario sia per la sua gente, sia per i suoi paesaggi e per la sua storia. Andiamo subito a vedere un inquadramento geografico del Marocco. È uno stato dell'Africa settentrionale, come potete vedere la linea rossa delimita i confini del Marocco e il Marocco comprende anche il Sahara occidentale, che è più a sud, sul quale il Marocco rivendica la propria sovranità. La capitale è Rabat e è una monarchia costituzionale, il sovrano è Mohammed VI. In Marocco si parlano due lingue ufficiali, con la nuova Costituzione il berbero è lingua ufficiale insieme con l'arabo e poi c'è il francese che viene utilizzato soprattutto nell'amministrazione e nell'economia. Vado oltre e vediamo un attimo, ecco, dalla mappa fisica del Marocco. Vediamo prima di tutto l'aspetto del territorio. Salta subito all'occhio che il Marocco è attraversato da una grande catena montuosa che voi vedete qui al centro ed è la catena dell'Atlante. Oltre a questa abbiamo la catena Rif qui proprio sulla costa mediterranea. Ecco, la grande catena dell'Atlante è divisa in tre parti. Abbiamo il medio Atlante nella parte più a nord, l'Alto Atlante al centro e l'Anti-Atlante al sud. Nell'Alto Atlante abbiamo cime molto elevate, tra cui la più alta è il monte Toubkal, che raggiunge i 4.167 metri di quota. Cime comunque sopra i 3.000 metri le troviamo anche nel Medio Atlante. Poi c'è l'Atlante Sahariano, che è tutta la parte più vicina, più interna, più vicina al deserto del Sahara. Ecco, la presenza di questa grande catena al centro fa sì che in Marocco ci siano anche climi completamente diversi. Abbiamo infatti 5 zone climatiche importanti, abbiamo la costa mediterranea con un clima di tipo mediterraneo e tutta la costa atlantica con un clima oceanico, un clima ovviamente montano, date anche le altitudini al centro, nella zona delle montagne, un clima continentale temperato nelle zone interne e poi ovviamente verso il Sahara abbiamo il clima desertico. Queste grandi differenze climatiche fanno sì che ci sia anche una grande differenza vegetazionale, quindi ambienti vegetazionali completamente diversi a seconda dell'ambiente in cui ci si viene a trovare. Due parole velocemente ancora sulle etnie. La popolazione del Marocco è composta principalmente da due gruppi etnici, linguistici anche. Allora, i berberi, che sono il popolo autoctono ed è anche maggioritario,
e poi ci sono gli altri che invece sono venuti da fuori. Oltre a questo c'è una minoranza ebrea. Nel corso dei secoli c'è questa storia legata proprio a un nucleo di ebrei marocchini che ha una storia molto antica ed è anche il gruppo di ebrei più numeroso del mondo arabo. Ecco, a differenza degli ebrei che vivono nelle città, gli ebrei del mondo berbero condividono non solo la lingua ma anche la vita e le tradizioni con i berberi musulmani. Bene, andiamo sì, dimenticavo, ecco i due itinerari che vi presento questa sera. In rosso il viaggio del 2016, i villaggi berberi, le prime oasi sahariane. In breve arriviamo a Fes, attraversiamo verso sud il Medio Atlante per andare alle prime oasi sahariane di Merzouga, poi attraversiamo alla base l'Alto Atlante per andare all'altra zona di oasi sahariane di Zagora e finire il percorso a Marrakech. Secondo itinerario invece è un trekking attraverso le montagne dell'Antiatlante, quelle più a sud in assoluto della catena dell'Atlante, e all'interno di quella zona blu si svolge questa traversata, un trekking in traversata. Proseguiamo allora, iniziamo il primo viaggio, lasciata Fes, ci spostiamo velocemente verso sud, dobbiamo attraversare il Medio Atlante per andare alle prime oasi sahariane di Merzouga. Facciamo tappa al villaggio di Balil. Balil è un villaggio pittoresco e la sua principale caratteristica è quella di avere le case scavate nella roccia. Allora, alcune immagini mostrano ad esempio questo villaggio, vedete il torrente che scorre al centro, due scalinate che salgono verso l'alto. Nella parte sommitale del paese le facciate delle case sono aperte sulla strada, ma all'interno, nella profondità della casa, gli ambienti sono scavati dentro la roccia. Appare solo la facciata davanti, diciamo, e quindi ecco un po' quello che è uno degli ambienti interni di queste case. Si vede proprio le colpi di scalpello che hanno scavato questo ambiente. Un altro esempio, questa aveva le pareti intonacate di giallo, ma si vedono distintamente appunto come la roccia sia stata scalpellata. Qui in particolare ci viene offerto il tè, il tradizionale tè alla menta, vedete le foglioline di menta dentro nei bicchieri nei quali viene versato il tè che ci viene offerto. Ritorniamo a fare un viaggio attraverso il paese, è un paesino molto, molto semplice, vedete che le donne scendono con i panni da lavare, vanno al lavatoio, c'è il lavatoio dove si va a lavare collettivamente, diciamo, i panni, come succedeva anche da noi qualche tempo fa. Altre immagini, vabbè, la macelleria ovviamente che si apre sulla strada, vicoli molto colorati, abbastanza pittoreschi, e poi ripartiamo da Balil e attraversiamo, come dicevo, le montagne del Medio Atlante. Vedete che sono completamente innevate. Infatti siamo a dicembre e questo viaggio l'abbiamo fatto nei primi giorni di dicembre. E vi dico appunto che sul Medio Atlante ci sono anche delle stazioni turistiche per il turismo estivo e invernale, ci sono addirittura delle piste da sci. Ecco, ma noi puntiamo verso sud, come dicevo, quindi ecco che non appena superato il Medio Atlante ci avviciniamo alla zona sahariana e incontriamo le prime oasi, questi palmeti che occupano il fondovalle di queste zone aride ormai. Raggiungiamo velocemente il campo tendato di Merzouga, che è già notte, e qui passiamo la notte. Il giorno successivo, dimenticavo, i ragazzi del campo ci fanno un po' di intrattenimento musicale con le loro canzoni, i loro ritmi alla luce del falò. Poi il mattino successivo purtroppo piove e noi dovevamo fare questa escursione a cammello sulle dune.
Purtroppo sotto la pioggia è tutto un po' più difficile, la giornata è molto uggiosa, la foschia è abbastanza densa, non è un gran bel vedere, ma comunque qualcosa facciamo lo stesso. Questi sono i ragazzi che accompagnano i camerieri praticamente. Vedete qua un altro paio, alcuni di loro hanno aperto questa coperta sulla quale hanno disposto dei fossili, delle pietre fossili che cercano di vendere. Fortunatamente poi più avanti nella giornata esce il sole e quindi abbiamo un'immagine un po' più realistica di quello che è l'ambiente, e qui vediamo i cammelli al pascolo, delle vecchie casme abbandonate, e comunque lo spettacolo di queste dune è sicuramente imponente. Troviamo anche strada facendo questo villaggio turistico ormai abbandonato, la ex piscina riempita di sabbia, purtroppo è in rovina e così non è un paesaggio molto divertente. Troviamo anche questi caratteristici pozzi dove estraggono l'acqua. Praticamente sono dei fori che si aprono dentro quel mucchio di ghiaia, cioè un foro che scende nel terreno con questa impalcatura che sono appesi i secchi che calano per pescare l'acqua. Ecco che nel nostro spostamento adesso di nuovo verso l'interno attraversiamo questi villaggi dove vivono alcune di queste minoranze ebraiche. Troviamo che appunto ci sono questi palmeti con questi orti coltivati, vediamo che ci sono case nuove, ma anche molte di queste case abbastanza abbandonate, in rovina. Il palmeto sempre circonda queste zone, ma già siamo ai piedi delle montagne. E qui un raggio di sole colpisce, diciamo, il pendio in mezzo al cielo ancora nuvoloso e ci lascia intravedere questo villaggio e il palmeto che sta alla base del pendio. Il giorno successivo fortunatamente è una bellissima giornata e quindi possiamo godere lo spettacolo di queste montagne in tutta la loro bellezza, perché vedete che hanno dei colori giallo-ocra meravigliosi. Stiamo entrando nelle Golle del Todra. Le Golle del Todra sono una maestosa frattura che si insinua nella montagna, al fondo della quale scorre un torrente che porta acqua e rende fertile poi la vallata, che è una vallata ovviamente poi coltivata una volta usciti dalle gole. Vedete queste pareti verticali assolutamente imponenti. Siamo all'uscita delle Golle del Todra e vedete che la valle si apre e qui incontriamo questo gruppo di berberi delle montagne. Sono una famiglia con il padre, l'asino stracalico e tre figli. La nostra guida chiede se ci fermiamo e chiede se possiamo fotografarli. L'uomo acconsente e così riusciamo a fare qualche ritratto di questi ragazzi che hanno veramente dei lineamenti, dei caratteri somatici molto belli, a mio avviso. Anche il padre in realtà è una persona interessante. Bisogna aggiungere che i berberi delle montagne vivono in contesti assolutamente isolati, quindi sono popolazioni che hanno conservato integre le proprie tradizioni. Quindi il nostro obiettivo era proprio questo, in questo viaggio, andare ad incontrare i berberi delle montagne, perché comunque siamo in una zona di popolazione berbera, però i berberi delle montagne sono quelli autentici, diciamo. Andiamo avanti e proseguiamo il nostro percorso. Qui incontriamo queste donne, le quali immediatamente si coprono. È molto difficile riuscire a fotografare le donne nel mondo arabo. E poi proseguiamo sempre
sempre all'interno di questa valle con queste pareti molto elevate, e poi entriamo in una nuova valle. Ecco, qui siamo nella valle del Daves e anche qui troviamo questi villaggi e una piana coltivata con alle spalle i resti di ormai abitazioni semidistrutte. Siamo all'inizio dell'inverno, quindi vedete le foglie già stanno ingiallendo, ed ecco che nella Valle del Daves si incontrano questi villaggi che sorgono sempre ai margini di questi palmenti rigogliosi, dove la popolazione si dedica poi alle coltivazioni. Vediamo alcuni di questi caratteristici villaggi e le pareti rocciose dal colore molto caldo, molto giallo ocra, diciamo. Ecco la strada che poi prendiamo per avvicinarci all'Alto Atlante, che vedete sullo sfondo completamente innevato. Ricordo che oltre al Toubkal ci sono altre cime che superano i 4.000 metri. Qui siamo all'interno della Valle del Daves, come dicevo, qui ci sono anche delle gole e ci stiamo avvicinando alle gole del Daves. Vedete questo paesaggio già montuoso, abbastanza arido. Eccoci, percorriamo in auto le gole del Daves e poi saliamo questo passo, una strada molto tortuosa, e raggiungiamo la sommità di questo passo e si apre questo paesaggio con queste pareti chiare, strapiombanti sulla gola, questa profonda gola. Ci spostiamo infine verso questa zona denominata Gocce di Sangue. Qui ci sono queste caratteristiche formazioni che sono state modellate dagli agenti atmosferici, dagli agenti esogeni, e vedete cosa abbiamo ottenuto. Queste rocce completamente modellate, scavate con delle forme particolari, e sono appunto chiamate gocce di sangue proprio per la colorazione rossa della roccia. Siamo sul finire della giornata e qui fortunatamente noi abbiamo dei 4x4 che ci permettono di percorrere delle mulattiere molto impervie che ci portano in questo altopiano isolato in alta montagna, perché vogliamo andare a vedere gli insediamenti dei berberi che vivono ancora nelle grotte. Sembra incredibile, ma è così. Allora, questa è una foto presa al volo dal finestrino di queste donne che si stanno probabilmente dirigendo verso casa ad orso di asino. L'asino per i berberi delle montagne è come per noi l'automobile praticamente. Ed ecco che arriviamo in questo insediamento, vediamo un muretto di pietra a secco che serve ovviamente da recinto per gli animali. Vedete la montagna è completamente arida, completamente brulla, ed ecco l'apertura dell'abitazione, diciamo proprio è una vera e propria grotta. Questo è il signore che soggiorna in questo ambiente, diciamo. Vedete lui e la moglie che non si lascia assolutamente fotografare, e poi all'interno è questo telaio che viene utilizzato chiaramente per filare tappeti o presumo tappeti, perché sono famosi anche in Marocco i tappeti berberi, no? Ecco, sono stata molto contenta di aver fatto questa deviazione, diciamo, in quota per trovare questi insediamenti, perché è una realtà particolare. Sapete che mi piacciono le etnie, soprattutto i popoli che vivono in maniera ancora autentica, e qui abbiamo un esempio di uno stile di vita ancora rimasto a livelli primordiali, possiamo dire. Poi velocemente
scendiamo, che è già notte, e arriviamo al campo tendato di Zagora. Ecco, questa immagine solo per farvi per darvi un'idea di quale sia il cielo stellato sopra il deserto. È una cosa spettacolare, veramente inebriante. Ecco, il mattino successivo saliamo su alcune delle dune sopra il campo per fotografare l'alba. Ed ecco, questi sono i paesaggi che possiamo fotografare verso la valle, con i villaggi, diciamo, con i monti dell'Atlante colpiti dai primi raggi del sole. Questi sono alcuni scatti che ci mostrano questo momento della giornata. Questo è il campo invece un po' più in là della giornata, al quale entriamo per fare la colazione, alcuni caratteristici strumenti al di fuori della tenda, poi alcuni dei personaggi che avevamo lì, questo ragazzo e altri che erano di servizio. E poi ci allontaniamo da questo campo tendato per andare verso un'altra zona di dune. Qui arriviamo appunto alle dune di Zagora, vediamo questa casba fortificata, relativamente recente, non molto antica, e qui abbiamo ovviamente la presenza dei cammelli con i loro conducenti e li seguiamo verso le dune. Le dune hanno veramente un aspetto spettacolare da queste parti. L'unico inconveniente era la presenza del vento, c'era del vento e purtroppo per la macchina fotografica non è una bella cosa, perché poi ho dovuto portarla a pulire, era piena di sangue. Però vedete il lavoro del vento sulla sabbia crea degli effetti particolarmente interessanti e si vedono appunto queste ondulazioni create dal vento. Ecco, e dalle dune di Zagora risaliamo verso Ouarzazate e andiamo alla Casba Ait Benadou. Pensate che è una delle più belle del Marocco, sicuramente una delle più grandi. È in pratica una città fortificata, un villaggio fortificato, diciamo, chiamato anche Xar. La Casba Ait Benadou è uno dei 9 siti del Marocco che l'UNESCO ha riconosciuto, ha dichiarato come patrimonio dell'umanità. È una importante e antica casba, risale al 1600, e importante perché si trova sulla rotta commerciale che collegava Marrakech con il Sudan, quindi qui facevano sosta tutte le carovane commerciali che transitavano verso l'Africa. Ecco, vediamo alcune immagini, intanto vado avanti. Interessante, ho trovato questa coppia di giapponesi che avevano deciso di venire a sposarsi proprio qua, è stata una cosa un po' insolita. E ecco, da questi scatti possiamo vedere quello che è il concetto abitativo, diciamo, di questa architettura presariana. Vediamo che praticamente il villaggio è costruito in altezza con stretti corridoi, con delle stradine molto strette che salgono, e una delle caratteristiche sono le torri angolari ai 4 lati della casa. Qui vediamo alcune caratteristiche architettoniche, qualche ragazzo del posto. Ecco, questa è una delle torri, una delle tante torri che si trovano in queste costruzioni. Vi chiederete il perché di questa colorazione rosata. Qui vediamo il fiume Ounila che sorge alla base, la casa sorge su questo colle e vedete proprio le caratteristiche torri angolari. Sono un po', non tutte sono in buono stato di conservazione, perché le casba venivano costruite in adobe. L'adobe è un materiale che si danneggia velocemente perché è fatto di paglia, fango o argilla, e quindi facilmente
usano anche il fango che è rosso, e quindi questo dà, per costruire questi mattoni, diciamo, e questo dà la colorazione rosata della costruzione. In questa immagine più generale possiamo vedere, ecco, il luogo nella sua interezza. In particolare la costruzione che si vede alla cima è un grande granaio fortificato chiamato Aganir. Ci spostiamo dalla Casba Ait Benadou e andiamo verso Skura, dove andiamo a vedere un'altra di queste importanti casbe. Siamo proprio nella via delle casbe, qui sono una delle attrazioni principali, questi villaggi fortificati. Vediamo sempre sullo sfondo le imponenti montagne dell'Alto Atlante e i palmeti. Siamo, vedete adesso, su un fiume in secca praticamente, che è quello che bisognava attraversare per arrivare alla Casba Amildin. Anche questa casba risale al XVII secolo ed era inizialmente un villaggio fortificato. Attualmente è ancora abitata dalla famiglia che ha la proprietà, la famiglia Nasiri, che occupa una parte della casba. La parte rimanente può venire visitata da chi arriva. Ecco, vado avanti così vi faccio vedere alcune caratteristiche, anche alcuni particolari architettonici di questo complesso. All'interno in particolare ci sono queste stanze molto basse, le finestre molto piccole con queste grate di legno intagliato, ovviamente le finestre piccole per lasciar passare poca luce, perché qui siamo in una zona molto calda e quindi mantenere l'ambiente più fresco possibile. Anche le scale, anche le scale di accesso dal piano terra, diciamo, all'alto, sono, vedete, scalini anche scavati nella roccia, molto strette, e qui siamo in un terrazzo superiore, si vede molto bene che c'è proprio pezzetti di paglia dentro nel composto con cui è stato costruito questo complesso. Al di sotto di questo terrazzo c'è un cortile interno e vedete un pergolato con una vite e poi un antico pozzo che viene tuttora utilizzato per l'approvvigionamento dell'acqua. Lasciamo poi questa casba, ne vediamo esternamente delle altre, questa è una di quelle, e tutte queste casba hanno all'esterno un palmeto e i terreni coltivati. Dopo questa visita alle casba, noi risaliremo per arrivare a Marrakech e qui si concluderà questa prima esperienza in Marocco. Dedicata comunque al mondo berbero, perché il focus di questo viaggio non era un viaggio turistico, era per andare a cercare i villaggi dei berberi. Quindi riattraversiamo le montagne per rientrare a Marrakech, di Marrakech però non vi parlo, ve ne parlo alla fine. E adesso partirei invece con il secondo di questi itinerari. Questo è stato fatto, è un trekking che abbiamo fatto attraverso i monti dell'Anti-Atlante, e vado a mostrarvi di nuovo la carta per riuscire a inquadrare bene dove siamo. Eccolo qua, l'Anti-Atlante è una zona molto a sud, la più a sud della catena dell'Atlante. Sono luoghi ancora sconosciuti al turismo di massa, e montagne molto belle, frastagliate dalle rocce rosse e intervallate con ovviamente valli e palmeti e villaggi, molti dei quali disabitati o poco, scarsamente abitati. Noi per questo viaggio partiamo da Marrakech, facciamo il punto di arrivo di Marrakech, scendiamo e adesso mi sposto in avanti, vediamo subito il percorso nel dettaglio. Da Marrakech scendiamo verso sud fino all'oasi di Ait Moussa. Da qui partiremo il mattino successivo al nostro arrivo per un
per una traversata, vedete il percorso, di 7 giorni. Sono 7 giorni di cammino e 8 notti in tenda, con una media di circa 6 ore di cammino al giorno. Vado subito ad iniziare con le foto. Ecco, qui vediamo l'ambiente che attraversiamo nell'avvicinarci all'oasi di Mussa. Ci stiamo avvicinando ai monti dell'Anti-Atlante. Mi sono dimenticata di dire che, ma lo dirò più avanti, sull'origine dell'Atlante, della catena dell'Atlante. Vediamo alcuni villaggi, queste rocce già rosse, vedete, è un ambiente che si presenta già semidesertico, con una vegetazione molto bassa e rada. Ecco, questo è il primo campo che facciamo e da qui, il giorno successivo, partiamo, attraversiamo questo palmeto. Vediamo subito le donne che arrivano con i loro asini, vanno a lavorare gli orti e la terra in questo palmeto. Anche noi partiamo, zaino in spalla, il grosso praticamente tende, viveri e le nostre borse ce le portano con un pulmino al punto dove pianteremo il campo. In testa vedete la nostra guida che ci accompagnerà in questi 7 giorni di cammino. Subito si fanno notare le piante grassi. Qui abbiamo il fico d'India, che è una pianta molto presente nei villaggi, e eccoci all'interno dell'oasi, del palmeto, e vedete che c'è questo uomo che sta arando la terra con un sistema ancora, direi, abbastanza primordiale, perché è una rata di legno conficcata nel terreno manualmente. Vedete che le donne stanno tagliando l'erba, poi le caricano sugli asini e portano probabilmente al bestiame. Molto difficile da fotografare, cioè non si lasciano neanche queste fotografare, nonostante che siamo in altri ambienti. Ecco, dall'alto, quando noi ci alziamo, cominciamo a salire, vediamo questa bellissima orre. Ecco che salendo il terreno diventa sempre più arido e vedete prevalgono le piante grasse spinose. Anche questi cespugli molto particolari, con questi rami spinosi tutti intrecciati negli alberi, sono una caratteristica di questo ambiente. Ecco che nelle pareti intorno a noi vediamo queste montagne ripide, con in cima queste case abbastanza antiche, diciamo, delle tipiche costruzioni berbere. Altra caratteristica del posto, come possiamo vedere in primo piano, sono gli alberi di argan. Questa è l'Ardania spinosa, è un albero endemico del Marocco, dal quale si ottiene l'olio. Argan, infatti, in berbero significa olio. Ci sono 2 tipi di spremiture che si possono ottenere: dalla spremitura delle noci di argan che si trovano all'interno di questi frutti senza alcun trattamento si ottiene l'olio di argan per uso cosmetico, mentre dalla tostatura delle noci di argan poi si può ottenere l'olio per uso alimentare. È comunque una sostanza preziosa, una di quelle sostanze che sono fondamentali nella cultura dei berberi, anche molto costosa, diciamo, l'acquisto. Ecco, attraversiamo alcuni di questi villaggi dove vediamo esempi di, ad esempio, questo piazzale che sta sulla destra è un piazzale dove veniva fatta la battitura del grano. E vediamo intorno a noi queste bellissime montagne. Pensate che l'Anti-Atlante, come tutta la catena dell'Atlante, si è formata per lo stesso motivo per cui si sono formate le Alpi, cioè in seguito alla spinta tettonica della placca africana contro la placca euroasiatica. C'è stato questo sollevamento di queste montagne che sono state sottoposte per ere ed ere geologiche al lavoro intenso dell'erosione degli agenti atmosferici,
per cui adesso abbiamo questo tipo di paesaggio, queste gole, questi canaloni scavati nella roccia. Chiaramente nelle parti basse delle valli troviamo sempre i torrenti, perché l'acqua non manca da queste parti, e quindi nei fondovalle abbiamo una vegetazione molto, molto più verdeggiante. Qui troviamo l'oleandro in particolare. Ecco, questo è un po' l'ambiente in cui siamo immersi, gli alberi di argani e queste rocce chiare. Ecco uno di questi torrenti che attraversiamo, anzi facciamo pure il pediluvio per l'esattezza, e poi riprendiamo il nostro percorso. Arriviamo in questo ambiente, con questi villaggi, qui pioveva, ecco, incontriamo questa donna d'orso d'asino e i due bambini che vedete sono bagnati dalla pioggia, e poi qui facciamo il campo in quest'area. Il mattino successivo fortunatamente è una bella giornata, quindi possiamo riprendere ad ammirare le montagne circostanti. Stiamo salendo in cima a questa montagna e poi ridiscendiamo dall'altro lato, incontriamo altri villaggi. Queste sono le costruzioni caratteristiche, anche se diciamo l'estensione che hanno fatto di sopra non è propriamente molto interessante. I fiori dei fichi d'India, che sono presenti un po' dappertutto. Questi sono i datteri invece, questa è la palma da dattero. Ed ecco che noi attraversiamo su questo ponte un torrente, una porra, e poi risaliamo a quell'abitazione esattamente che vediamo là sopra, e lì ci fermeremo, faremo la nostra pausa pranzo presso questa famiglia, diciamo, che ci ospiterà per la pausa pranzo, ma noi abbiamo il pranzo al sacco in ogni caso. Ed è qui che incontro queste due giovani sorelle, le quali non parlano francese, non parlano inglese. È molto difficile comunicare, però loro mi vedono con la macchina fotografica, vogliono farmi vedere la loro casa, mi portano a vedere la stalla, e così alla fine però io le chiedo loro se posso fotografarmi, mi dicono di sì, e quindi finalmente riesco a fare qualche foto alle ragazze, perché normalmente è molto difficile. Ecco. E riprendiamo ancora il nostro percorso. Vedete che l'ambiente qui è abbastanza impervio, non c'è un sentiero vero e proprio, però diciamo, la nostra guida conosce bene il percorso e quindi riusciamo a camminare bene in mezzo a questi valloni abbastanza dirompati. La vegetazione, come vedete, sempre prevalgono le piante grasse. Quei due alberi che vedete più in alto invece sono dei mandorli. La guida ci spiegava che qui una volta il mandorlo era un'altra ricchezza, invece con le siccità che si sono susseguite negli ultimi anni anche i mandorli hanno sofferto. Questo è sicuramente un mandorlo molto antico, perché appunto questo tronco contorto e scavato all'interno ne è la testimonianza. Ecco che arriviamo a un altro agglomerato di case in cima proprio al cucuzzolo, e questo è un po' l'aspetto del villaggio. Le case più vecchie addirittura vedete che sono distrutte. C'è anche però un interessante liveto in questo ambiente, e poi arriviamo in cima ad un passo e qui piantiamo il nostro campo. Come vedete la tenda mensa è quella più grande, la tenda mensa, e questo è un bellissimo esempio di ginepro secolare sicuramente, che si staglia proprio in questa zona priva di vegetazione arborea. Questa invece è un'altra pianta tipica di queste zone aride, si chiama borracina. E poi un paesaggio al tramonto verso ovest ovviamente. La vista spazia sulla valle che abbiamo appena salito, appena percorso, diciamo. L'indomani è nuovamente una bella giornata e quindi scendiamo lungo questa strada di montagna, scendiamo
attraversando questi villaggi arroccati sui cucuzzoli, vedete la presenza dei terrazzamenti che venivano coltivati, qualcuno ancora oggi. E poi scendiamo a questo villaggio, troviamo le donne che sono intente a selezionare le noci di argan. Riesco a catturare questa foto, non sono molto contente. E poi continuiamo a scendere fino a quel fondovalle che vediamo giù in fondo, lungo questo canalone molto ripido, ma con un sentiero fatto bene. Nonostante il ripido riusciamo a percorrerlo in sicurezza. E qui attraversiamo altri villaggi, vediamo un'antica macina di pietra, le caratteristiche abitazioni berbere e sullo sfondo queste pareti rosse e incredibili. E qui incontriamo uno dei rari abitanti della zona con il suo ariete, era un capo mastodontico veramente grandissimo. Scambiamo qualche parola. Ed ecco qui in primo piano invece il frutto dell'argan, dentro il quale si trovano poi le noci che vengono utilizzate, fino a un numero di 3. E qui vediamo che siamo in primavera, i campi, i terrazzamenti sono pieni di fiori, e poi percorriamo per un tratto questa strada sterrata per poi risalire il pendio verso destra. Altre presenze floreali sono i lupini, in realtà molto bassi proprio per il clima arido della zona, e questo è il cisto che troviamo molto diffuso in quest'area sia nella versione rosa che quello bianco. Questo è un altro villaggio alla base del quale piantiamo il campo e passiamo la notte. L'indomani riprendiamo il percorso. Ecco, questa è un'immagine che ci dà un'idea di quali erano i terrazzamenti coltivati in queste zone. Sicuramente c'era un'agricoltura ben organizzata e ben intensa. Oggi, al giorno d'oggi, tutto questo è completamente abbandonato. E la guida diceva che era dovuto soprattutto alla siccità e alla mancanza d'acqua. Uno sguardo ancora alle pareti rocciose dell'area e poi continuiamo a salire. E in questo momento noi stiamo, faccio vedere un po' qualche fiore, qui abbiamo ginestre, abbiamo lavanda, stiamo salendo ad una cima. Adesso vedete ancora questi bellissimi percorsi pieni di fiori, questi tappeti bianchi sono il cisto bianco. Stiamo salendo, qui arriviamo ad un passo, vedete gli ometti di pietra, ci fermiamo, facciamo la sosta pranzo e poi ecco la nostra guida che domina il paesaggio dall'alto e riprendiamo la salita. Siamo in una zona un po' delicata, diciamo, dove dobbiamo percorrere queste cengi inclinate. Sono paesaggi consueti anche sulle nostre Dolomiti. Mi richiamava molto il paesaggio dolomitico sia per le rocce chiare sia per questi cengioni inclinati che richiedono una certa attenzione. Percorriamo ancora questi, non sono dei veri e propri sentieri, comunque riusciamo a salire. Questo è una steracea, cioè un tipo di astro presente in quest'area. Anche qualche altra presenza un po' inquietante, non è un serpente velenoso, è un colbro, però insomma fa sempre un certo che riuscire a andare. E poi ecco che siamo quasi arrivati in cima a questa montagna. Stiamo arrivando in cima al Jebel Lext, che è la cima più alta dell'Alto Atlante, 2359 metri. Ambiente completamente roccioso, come potete vedere, ed ecco che dalla cima la vista spazia sulla valle dall'altro lato. Qui si vede meglio, vedete la vallata sottostante della valle di Ameln, nella quale andremo a fare il campo la sera. Sulla destra vedete un ricovero improvvisato presente lì sulla cima, mentre sull'angolo di sinistra,
andata indietro involontariamente. Qui vediamo il villaggio che raggiungeremo in discesa e poi la strada che percorreremo fino ad arrivare in valle. Ecco. Qui siamo già in discesa, altro passaggio un po' aereo, diciamo, ma non c'è nessun pericolo. Ed ecco che siamo quasi all'ingresso del villaggio, ci sono delle abitazioni molto ben fatte, molto curate, il minareto chiaramente, e poi proseguiamo per la lunghissima strada sotto il sole. Non ho detto che faceva molto caldo, non l'ho detto, ma faceva molto caldo, e arriviamo nel fondovalle. La valle di Amen è una valle molto interessante dal punto di vista paesaggistico, per tutti i villaggi che ci sono lungo la valle, che sono proprio villaggi berberi caratteristici, abbastanza poco frequentata. Qui vediamo la scuola elementare, i disegni forse lo lasciamo intuire, e il tabellone d'ingresso è praticamente nelle 3 lingue utilizzate, quindi l'arabo, il berbero e il francese. Dicevo che abbiamo fatto il campo qui, abbiamo piantato le tende dentro il campo sportivo, e poi il giorno successivo abbiamo quest'altra escursione abbastanza impegnativa da fare. Dobbiamo salire questa cima che in berbero si chiama la testa di leone. La testa di leone perché sembra che con un sole che probabilmente colpisce più centralmente abbia l'aspetto di una criniera, di una testa del leone. E vedete sempre in basso la valle, il palmeto. Partiamo e cominciamo la nostra salita. Già dall'alto si vede la valle con i suoi alberi radi. Il percorso di salita abbastanza impervio, con queste pareti rosse, e poi la vista spazia, diciamo, sulla vallata sia da un lato che dall'altro rispetto a queste cime. Qui siamo già nella parte alta del percorso, stiamo poco sotto la vetta, e qui vedete una zona con questa vegetazione di palme nane. E qui siamo già sulla cima, foto, e poi le nostre guide e vice guide che stanno preparando lo spuntino. Loro portavano sempre il seguito dei pomodori, dei cetrioli, qualche scatoletta di tonno, delle uova sode, insomma era uno spuntino così molto, molto spartano. Poi ecco, cominciamo la discesa esattamente nella stessa valle da cui siamo partiti. Queste immagini mostrano chiaramente le colorazioni interessanti di queste rocce. Vediamo questi massi rocciosi chiari, le rocce rosse, e invece alla base queste rocce dalle colorazioni grigio-azzurre. Sono questi contrasti di colore che testimoniano la presenza di diversi tipi di minerali in queste rocce. Ecco una pianta interessante, questa qui si chiama Romice vescicario. Era veramente molto bella, con tutti questi ghirigori rossi sulle foglioline, era una presenza interessante. Questa l'abbiamo vista soprattutto nelle zone più aride. Torniamo al fondovalle, un ultimo sguardo alle montagne che abbiamo appena salito. Il giorno successivo ripartiamo e attraversiamo questo villaggio, si chiama Asgaur, e troviamo queste testimonianze di case distrutte, solo per il fatto che c'è stato un terremoto alcuni anni fa e sono rimaste danneggiate e nessuno le ha più rimesse in ordine. Alcune di queste però, quelle più forti, quelle più robuste, hanno mantenuto intatta la loro struttura. E qui, proprio in questo villaggio, andiamo a visitare la casa museo della vita e della tradizione berbera, e questo è
custode, guardiano della casa, che ci accompagna e ci mostra tutta una serie di attrezzi tradizionali, in primo luogo la macina di pietra per spremere l'olio dalle noci di argano. E poi vedete il caratteristico soffitto delle abitazioni berbere, molto interessante, i pavimenti sono in terra battuta e poi vedete sempre queste piccole finestrelle che lasciano filtrare poca luce. Alcuni attrezzi, c'erano attrezzi cosparsi un po' dappertutto, ma alcuni di questi attrezzi tradizionali, caratteristici, e questa, la stanza più importante, la sala del tè praticamente, dove ci verrà servito anche qui il caratteristico tè alla menta, ma qui vi faccio notare il bellissimo soffitto di questa abitazione tradizionale. Ecco predisposto il necessario per il tè e le foglie di menta, ovviamente. Ecco, riprendiamo infine il nostro percorso. E qui le montagne si abbassano perché stiamo scendendo verso, abbiamo finito l'attraversamento dell'Antiatlante, andiamo verso la zona presahariana. Vedete questi villaggi immersi praticamente nei cucuzzoli rocciosi, e c'è anche qualche coraggioso che percorre queste vallate in bicicletta, veramente bravissimo, faceva un caldo torrido, e entriamo in questa ultima parte del trekking in un ambiente molto particolare, perché è formato da questi massi granitici modellati dall'azione del vento, e che ha creato delle forme particolari. Ci sono proprio sembrano delle sculture sparse nel territorio. Ci sono sempre questi alberi di argan qua e là. È veramente un ambiente molto particolare. Qualcosa di simile ce l'abbiamo in Sardegna, nella costa nord della Sardegna, per chi c'è stato. Ecco, arriviamo in questa zona dove ci sono i sassi colorati. Io non l'ho apprezzata perché trovo che sia una forzatura quella di andare a colorare i massi. Sì, si crea un tocco di colore, qualche cosa di suggestivo, ma io ritengo che la natura vada assolutamente preservata nei suoi colori originali. Comunque c'è questa zona dove hanno cercato di fare un richiamo turistico, è diventata una zona di richiamo turistico perché si è diffusa questa cosa dei massi colorati. Vabbè. Comunque in quest'area un po' fuori dai massi colorati piantiamo il campo, passiamo l'ultima notte in tenda. Il giorno successivo percorriamo l'ultimo tratto del percorso verso Tafraout, sempre in un ambiente di massi granitici levigati con forme particolari. Addirittura qui ho intravisto un profilo così, ed anche delle presenze tipiche dell'ambiente desertico come le lucertole, che sono lucertoloni più che lucertole con una colorazione azzurra. Altri esempi dell'ambiente che stiamo attraversando, sempre la presenza dell'oleandro, oltre che di alberi di argan, forme particolari, ed eccoci in vista della valle di dove c'è il villaggio di Tafraout, che è il nostro punto di arrivo. Di Tafraout è un villaggio oasi di circa 5.000 abitanti, situato al termine della valle di Ameln, a circa a 1000 metri di quota, quindi siamo ancora abbastanza alti. Questo è il minareto, qui facciamo una mezza giornata di scoperta del villaggio di Tafraout, facciamo un giro per il paese, questo è il minareto, curiosiamo tra i bazar, tra i negozietti della zona, persone in abiti tradizionali e le giovani in abiti più
più moderni. E questo è un negozio dove si vende l'olio di argan. Qui si vedono 3 di queste macine particolari per la spremitura dell'argan, e poi ovviamente tutta una serie di cereali, frutta secca, un po' di tutto. Caratteristica di questo ambiente sono queste pantofole tradizionali. Troviamo tutta una serie di negozi con proprio gli artigiani che le fabbricano sul posto, dai 1000 fogge e colori chiaramente per tutti i gusti. Un esempio anche di abitazioni nuove, moderne, ma che riprendono sempre nella loro forma la caratteristica architettura presariana. Ecco, questa è un'altra abitazione isolata con sullo sfondo le montagne dell'Antiatlante che abbiamo appena attraversato. Lasciamo quindi Tafraout per ritornare a Marrakech, e qui vi lascio un'immagine così dell'interno delle montagne di questi villaggi che si vedono strada facendo, un ambiente molto arido sicuramente, e facciamo tappa a Taroudanne, che è il capoluogo della provincia, la regione di Souss Massa, è il capoluogo di provincia di Taroudanne. Qui vediamo la porta d'ingresso e vediamo le mura perimetrali di questa cittadina. Qui facciamo anche un giro per il souk, vediamo un po' la gente, un po' di personaggi della zona, sempre foto abbastanza colte dal obiettivo, perché la gente non ama essere fotografata da queste parti. E poi entriamo anche il souk di Taroudanne, dove troviamo il pane, il macellaio. Non mancano i datteri, ce ne sono di tutte le forme, di tutte le misure, di tutte le tipologie, e poi i classici negozi di ciabatte tradizionali, la macelleria e le immancabili ceramiche. Lasciamo anche Taroudanne e andiamo a Marrakech. Anche qui è d'obbligo un giro veloce per la città, anche se i tempi quando si rientra poi sono sempre molto ristretti. Comunque andiamo a fare un giro nel souk di Marrakech, entriamo nel souk di Marrakech. Qui chiaramente chi c'è stato sa che si trova qualsiasi cosa uno voglia. Ci sono queste porte che immettono nelle varie strade interne, dove ci sono tutti i generi di oggetti che uno voglia trovare, dagli alimentari a qualsiasi tipo di oggetto, il pasticcere chiaramente, la frutta secca, e poi anche i negozietti di antiquariato. In particolare questo mi ha colpito con le foto, le macchine fotografiche d'epoca. E poi c'è tutta la zona degli artigiani, e quindi qui abbiamo i tintori che stanno ovviamente lavorando alla tintura delle lane grezze, vedete le ciotole con i vari colori per fare le combinazioni, e poi ci sono i decoratori, ci sono i fabbri, e così facendo si fa il giro praticamente della città. E qui facciamo una sosta alle tombe saliane, giusto per fare anche qualcosa che ha a che fare con la storia di questo paese. Questo è il complesso che risale al 1500, dove sono seppellite la dinastia dei Saaditi. Questo complesso è suddiviso in 3 sale. Questa è la sala delle 12 colonne, che è in assoluto la più famosa, perché le colonne sono di marmo italiano, tra l'altro, però poi è la più elegante, la più lussuosa di quelle delle 3, diciamo. Qui ci sono le spoglie del sultano e della sua famiglia. Questo è l'aspetto, diciamo, della parte superiore. Questa è un'altra sala, e questi sono i bastioni esterni del palazzo, sono molto interessanti dal punto di vista architettonico. E qui siamo
zona centrale di Marrakech. Questa è la moschea della Kutubia e questo è il minareto che è circa 70 metri di altezza ed è il miglior conservato ovviamente della città. Questo è l'ingresso della moschea, noi non possiamo accedere, però è una struttura anche questa molto, molto imponente. Infine, la sera, prima di partire, senta la stessa, è il mattino successivo, ci concediamo ovviamente una serata, una cena nella piazza Jamal. È la piazza centrale di Marrakech, attorno alla quale si sviluppa la Medina. È considerata il centro vitale della città ed è una piazza caratteristica perché durante tutto il giorno c'è di tutto sulla piazza, dalle bancarelle alle persone che si esibiscono, ci sono gli acrobati, gli incantatori di serpenti, gli erboristi, c'è lo spettacolo continuo. Poi verso sera la piazza si trasforma, diventa affollatissima e alle bancarelle subentrano diciamo quelli che cucinano il cibo tradizionale, ci si può sedere, si mangia qualsiasi cosa uno desideri. Quindi la piazza è veramente molto, molto affollata, molto caotica e quindi ho realizzato poi un po' più tardi, quando era tutto un po' più calmo, alcune foto così dall'alto sia delle bancarelle, dei negozi, sia della piazza a un'ora un po' più calma, un po' più tranquilla, perché ha comunque un notevole fascino anche durante la notte. E vi lascio con questa immagine conclusiva e vi ringrazio per l'attenzione. Esatto, se qualcuno ha qualche domanda. Tutto chiaro? Ecco qua, aspetta che vengo a portarti il microfono. Buonasera, grazie per la presentazione. Volevo chiedere, ma sì, le persone che abitano in montagna, magari nelle varie città un po' sperdute in Marocco, come fanno a procurarsi il cibo e avere accesso anche ai servizi igienici? guarda, questo è un tasto un po' dolente perché hai visto le condizioni, un attimo solo che sistemo questa qua, mi piaceva aprire la schermata. I villaggi sono molto, molto spartani, sono molto semplici, diciamo che non sono attrezzati dal punto di vista dei servizi igienici, cioè i servizi igienici esterni, come si usava da noi nelle campagne praticamente, no? Nelle case più, fra virgolette, ricche, come quella dove noi ci siamo fermati per pranzo, che ho fatto la foto delle due sorelle, ecco lì c'era un bagno, una turca, insomma, ecco, ma interno alla casa. Questa è stata, sì, secondo me, forse erano i più ricchi della zona, non lo so. Comunque, ecco, per l'approvvigionamento del cibo, ti dico la verità, i trasporti lì sono molto complessi. Ci sono strade sterrate che poi, scendendo quelle valli che abbiamo attraversato, che noi attraversando nel senso trasversale, si attraversavano le strade carrozzabili sterrate che loro percorrono per scendere e andare nei paesi a procurarsi il cibo, perché loro hanno allevamento fondamentalmente nei pressi delle case, capre, pecore sicuramente, ma altri generi li devono procurare spostandosi chiaramente, l'orso d'Asia quasi sempre. Un altro? Penso si sia capito che non è un viaggio tradizionale, cioè non siamo andati a vedere le città imperiali, lo scopo era proprio quello di scoprire come si vive in questi luoghi un po' più isolati, ecco, rispetto alle città turistiche.
Bene, ringraziamo Rosella. Io volevo solo dirvi che la prossima proiezione d'aprile, speriamo con norme meno stringenti per il Covid, è di Ambrogio Rebellato, che è un viaggiatore di Montebelluna che ci presenterà l'India e è andato alla ricerca, piccola parentesi, so che lui è andato alla ricerca della tigre e vi assicuro che ci sono fotografi naturalisti professionisti che vanno anche 2 o 3 volte senza riuscire a vederla. So che lui è andato, il primo giorno l'ha vista e l'ha vista anche bene. Io ho visto 2 o 3 fotografie, è stato la classica fortuna dei principianti. Prima di aprile però vi informo anche perché se voi avete messo il vostro indirizzo, e potete farlo di nuovo, email per essere avvisato dei viaggi, delle proiezioni dei viaggi, però non vi avvisiamo per queste, quindi casomai prendete su il Depliant rosso. Questi sono seriati fotografi, ce ne sarà una fra 15 giorni di Sergio Baccher, che è un fotografo naturalista, quindi può interessare anche chi fa i viaggi. Lui è un esperto dei Magredi, non so se tutti conoscete i Magredi, è una zona del Pordenonese tra il Cellina e il Meduna. Quando uno ci va per la prima volta guarda intorno e dice: ma cosa c'è da fotografare? Perché sembra che siano solo sassi. Bene, lui in 30 anni ha tirato fuori delle foto assolutamente meravigliose, quindi se avete la possibilità ve lo consiglio, sarà sicuramente una bella serata. Quindi lo trovate qui nel Depliant rosso. Come vi dicevo, potete lasciare l'indirizzo email oppure seguire i social per le prossime iniziative. Noi ci stiamo dando da fare anche per fare nuove iniziative quest'estate, speriamo che non sia un'estate noiosa, cercheremo di fare in modo che non lo sia. Non vi anticipo ancora niente perché ci stiamo lavorando. All'uscita trovate anche, se volete darci una mano, il solito salvadanaio che usiamo appunto per queste iniziative, soprattutto per pagare la sala, perché questa sala è molto bella, purtroppo non è economica. E vi aspetto in aprile, buona serata e grazie di essere stati con noi e grazie ancora a Rosella.